questo è uno strumento, è ancora grezzo perché ho fatto le ance, le ho applicate, ecco, questa è la canna che va qui in effetti sul basso, gli altri due sono più sottili, con le incisioni molto più corte, più brevi. Adesso a questo punto lo strumento bisogna soffiarlo, tenere in osservazione un po' di tempo, vedere se mantiene l'armonia, se prende voce. In questo caso questa qui è un po' sotto, è un po' troppo dura in confronto alle altre due. E bisogna vedere se si riesce ad amalgamare bene queste tre ance. In effetti poi nel suonarle, ogni giorno le suono un pochettino, poi lascio posare un paio di giorni, si vede se lo strumento, se avesse uno strumento buono o mediocre. È il tempo sempre che in fin dei conti però decreta questo, ecco. Questo sembra che potenzialmente c'è. Quindi lo si prova in varie riprese. Se lo strumento tiene il fiato, tiene il colpo del fiato, in teoria diventa sempre più armonioso. Dopo questo è il mio sistema di costruzione, dopo che si può vedere che lo strumento ti vuol dare soddisfazione, insomma, allora si passa all'altra fase, che è quella di legarlo assieme. Non so se